Antonio Zanchin del Grande Nord. Buonasera. Grazie a tutti. Antonio Zanchin, allora partiamo dalla questione dei migranti. Voi come la interpretate? Come a parte che anche noi vogliamo non chiudere i porti, ma cercare di abbassare il flusso dei migranti. Però io dividerei due cose: ci sono i migranti economici che adesso intraprendono il viaggio in aereo e arrivano qua e non si vedono, poi ci sono i disperati che arrivano in quella maniera là, in più c'è il folklore di chi vuole presentare le cose al massimo di impatto sociale, perché quello che ha fatto vedere adesso è una cosa studiata a tavolino per creare zizzania, creare nella popolazione diciamo così, il rigurgito verso l'altro. Noi in Italia negli anni 60 avevamo un uomo, si chiamava Mattei. Questo aveva intrapreso una politica in Africa che portava alla cooperazione, cioè non portava via risorse dall'Africa, le manteneva lì per il 75%, il 25% veniva portato in Italia e in più creava lavoro per il suo popolo italiano. Questa persona ha pensato bene di farlo fuori perché portava scompiglio nel mondo, perché anche a quell'epoca là gli inglesi, i francesi, i tedeschi preferivano portare via dall'Africa anziché tenere là. E allora questo sistema avrebbe portato sì che l'Africa si creasse una diversa democrazia. Non si può dire ti porto la democrazia, è come portare un trattore da 200 cavalli, glielo metti in mano, questo qua quando finisce il serbatoio lo lascia lì in mezzo al campo, non fa più niente. Non si può portare la democrazia in questa maniera qua, no. Contemporaneamente noi stiamo creando un qualcosa in Italia che va oltre il pensiero. Abbiamo politici OGM, io li chiamo così, sono modificati questi qua. Mummificati. Gli OGM si stanno nascondendo in tutti i partiti, cambiano casacca con una velocità sorprendente, sono dei funghi cancerogeni che vengono fuori. Questi qua non mollano più una volta che hanno preso il potere e fanno solo sempre, diciamo, non è sì, ma come in questo momento qualsiasi bugia, qualsiasi cosa viene detta, viene presentata spettacolarmente e anche bruciano risorse immense. Visto che ho la parola, volevo dire, in questo momento in Italia, che la gente non si rende conto, stanno aumentando i prezzi dei servizi e di quant'altro alle piccole imprese agricole, ai piccoli commercianti, che questi qua non riescono a aumentare i prezzi per ripianare, perché se no la concorrenza sleale che c'è li fanno chiudere. Ma il politico che parla, che fa vedere queste robe qua, lo sa di queste cose qua. Cioè in Italia stiamo diventando sempre più poveri e questo io non guarderei neanche queste robe qua, proprio non le guardo veramente per difendere il nostro popolo, la nostra gente, dobbiamo guardare altre cose. Queste qua sono solamente per distrarre l'opinione pubblica, ha capito? Perché il problema è questo, cioè fra un anno o due non serve Salvini che venga a fare il sovranista o Renzi il macachetto, che viene qua a raccontarci le storie dell'orso, ha capito? Noi abbiamo bisogno di quelle persone là, noi abbiamo bisogno di gente concreta che sappia veramente sviluppare. Come facciamo? Cioè, è una cosa che ti irrita profondamente, e quando il popolo non deciderà ma farà veramente le cose, vedremo cosa succederà sul serio. Vedremo, altro che Brexit. Vedremo. Allora, Antonio Zanchin, c'è stato lo scontro anche sul Salone del Libro di Torino. Allora, non c'è niente. Le cose o si fanno per tempo o poi una volta imbarcati si lascia andare. Qui è stato fatto un errore grandissimo da parte del sindaco e del presidente della regione Piemonte, perché non si può dimostrare di essere così puerili sulle cose. Una volta che era stata destinato che questo editore partecipava, si fa partecipare. Ma dopodiché, sarà il popolo che decide se leggere il libro o non leggere il libro. Se c'è il reato di apologia poi ne deve rispondere, nel senso che lui risponde di un reato che eventualmente ha commesso, ma quella è un'altra cosa. La rassegna invece
del Salone di Torino è aperta a tutti gli editori, non è che le puoi smantellare uno stand perché giustamente tu... ha detto uno bruciamo i libri, no, allora facciamo la figura degli altri. Anche perché non c'erano libri, Appunto. diciamo, che Poi inneggiavano volevo così. solo Ecco, fare sì, un appunto prego. al sindaco, no, ma solo poi non rispondermi subito, rispondermi dopo. Volevo dirti, tu hai fatto una parola Veneti, poi sei subito corretto con dire italiani. Non è che sei razzista contro i Veneti, no, vero? No, guarda, no. Sì, come sei anche tu? Ho detto che i Veneti... OGM, no? Hai cambiato? Ho detto che i Veneti sono impavidi, gli italiani impauriti. No, no, gli italiani non sono niente. Al di fuori del nord a me non interessa niente. non ci adesso. sono. Li aiuto a stare dove sono. Una cosa invece all'imprenditore, tu mi hai parlato adesso di andare oltre alla start-up, cioè fare il lavoro pratico, no? Sì. E allora dico, in un'Italia, chiamiamola così, no? Sì. Io la vedo sempre col GL, Italia, no? Sì. Per dire, non ti sembra che l'economia sia drogata? Cioè, continuiamo a dare aiuti alle imprese grosse e non facciamo crescere, diciamo, la manifattura. Perché? Perché magari inquina, dicono, no? Bene, però cooperiamo da paesi terzomondisti, no, che inquinano a piene mani, ci portano qua vestiti che non si sa con che tinture vengono fatte e non li accettiamo perché siamo poveri e costano poco. Questo è se io dico il reddito di cittadinanza sono 700 euro al mese, 800, Ma, no? insomma, Bene, per modo di dire, c'è chi ne 10.000 euro ne ha l'anno, ritrovato diciamo, no, 150. scarso. Se io a un ragazzo do 20.000 euro, dico tu vai a fare il meccanico, vai a fare quello che vuoi, ma fai il meccanico di biciclette, vai a fare il ciabattino, vai a fare e ti lascio lavorare per 3 anni, 4 anni, perché sappiamo tutti quanti che qualsiasi lavoro che noi cominciamo ci vuole un periodo. No, non spendiamo meno e diamo lavoro subito e creiamo, diciamo così, anche apprendistato, perché uno che lavora in proprio lavora con una mentalità diversa e poi entrare, se non va bene, entra nell'industria, no, con una mentalità, ma ha già fatto, sa adoperare il tornio, sa adoperare la macchina, no. Ma questa è sicuramente una tematica da No, sviluppare. voglio finire. Per questo noi difendiamo il nord, perché capiamo che solamente difendendo il nord non è per essere razzisti verso gli altri, ma solo se noi difendiamo il nord. Comandi? No, No, gli amici tuoi. c'era la vecchia battuta. Noi difendiamo, sì, ma guarda che l'ho fatto anche a me, l'ha fatto anche al tuo amico Salvini, è ghinaito del peso, perché mi avevo conosciuto, aveva 18 anni, già era un bocciasso, anche un po' bugiaretto già. Ma comunque sia, non ha importanza. E voglio dire, no, sta roba qua, dico, se io non difendo il caposaldo di questo paese, come faccio a snervare continuamente sta macchina da guerra che è nostra qua, no, per mantenere non dico degli incapaci, ma parlo dei politici, non parlo del popolo, no, buoni da niente, ma buoni da niente su questa maniera qua, non ho mai visti, perché io ho 70 anni, così, ma buoni da niente come adesso non ne ho mai visto. Questi là che poi se ti metti su una strada dei massi, ti fa peso. Allora...